Puntata particolare è quella di Radio Veneto Agricoltura di quest'oggi, quindi benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova puntata, a questo nuovo incontro. Ci colleghiamo subito con il commissario straordinario di Veneto Agricoltura, il quale vuol presentare le linee guida dell'attività dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario. Vediamole con interesse e quindi colleghiamoci subito con l'ingegnere Alberto Negro. Buongiorno. Ci sono alcune considerazioni che volevo condividere riguardo al programma di Veneto Agricoltura per il prossimo triennio, ma vista l'occasione vorrei anche fare una premessa. La premessa riguarda il periodo che abbiamo attraversato e che stiamo continuando ad attraversare, cioè il periodo Covid. L'anno 2020 è stato un anno certamente molto particolare e sarà ricordato come l'anno del Covid. Chiusura, sanificazioni, come farle e quando, le mascherine. Quante volte abbiamo dovuto affrontare il tema di nuove direttive che ci arrivavano da parte del Consiglio dei Ministri, ma soprattutto vorrei sottolineare lo smart working. Lo smart working che siamo riusciti nel mese di marzo a far partire in maniera molto veloce e adeguata a quelle che erano le nostre necessità. Marzo sono già passati 6 mesi ed oggi sembra che lo smart working sia sempre stato all'interno di Veneto Agricoltura, invece non è così. Quello che volevo dire è che nulla si sarebbe potuto fare senza la vostra collaborazione alle soluzioni, alla condivisione dei problemi. Quindi volevo innanzitutto ringraziare voi tutti per la grande disponibilità che avete dato durante questo periodo. È stato molto importante per me pensare di avere una squadra che mi seguiva e che si adattava come si è adattata così velocemente alle situazioni. Stiamo vivendo un periodo non solo importante per quanto riguarda il Covid, ma anche per le nuove impostazioni che la comunità europea sta dando, che sono quelle del Green Deal e quelle del Farm to Fork, cioè dal produttore al consumatore. Tenete presente che circa il 93% degli europei considerano che i cambiamenti climatici siano un grave problema, che il 93% degli europei ha compiuto almeno un'azione contro i cambiamenti climatici e il 73% degli europei ritiene che l'azione contro i cambiamenti climatici creerà innovazione. Perché vi faccio queste considerazioni? Perché vorrei introdurre un attimo il concetto del Green Deal. Green Deal è questa nuova politica che la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha voluto inserire e ha voluto lanciare come obiettivo per le attività della Commissione europea. Quindi parliamo di neutralità climatica dell'Europa entro il 2050, cioè le emissioni e la cattura della CO2 dovrà pareggiarsi e quindi dovremo ridurre le emissioni di CO2, ma soprattutto creare un'economia circolare fondata sull'uso di fonti rinnovabili. Le politiche del Green Deal quali sono? La produzione ed uso di energia pulita, la promozione di materiali riciclabili e riciclati, costruire e ristrutturare in ottica di maggiore sostenibilità ambientale, organizzare una mobilità sostenibile pubblica e privata, maggiore tutela per la biodiversità delle foreste e degli oceani, eliminazione dell'inquinamento, e la strategia Farm to Fork, cioè dal produttore al consumatore. Che cos'è questa strategia Farm to Fork? Le persone vogliono sentirsi più vicine agli alimenti che consumano, vogliono che siano freschi, vogliono che siano meno lavorati e che provengano soprattutto da fonti sostenibili. Quindi la strategia dal produttore al consumatore, al centro del Green Deal, affronta in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi di filiera alimentari sostenibili che riconoscano i legami inscindibili tra le persone sane, le società sane ed un pianeta sano. La filiera alimentare deve essere un impatto neutro o positivo sull'ambiente, la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per tutti,
rendimenti economici equi per la catena di approvvigionamento. Sono degli obiettivi della strategia molto, molto importanti. Che cosa fa Veneto Agricoltura in tutto questo? Ecco perché vi ho fatto questa promessa. Quindi la sostenibilità per Veneto Agricoltura è il motore della crescita dell'organizzazione e delle nostre attività. Il punto di riferimento per lo sviluppo del programma triennale 2021-2023 dell'Agenzia, ogni progetto ed ogni attività avrà un collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU e al Green Deal 2050. Abbiamo definito una nuova figura da oggi presente in Veneto Agricoltura, che è il Sustainability Manager, che deve orientare l'Agenzia verso il cambiamento anche nelle attività ordinarie e quotidiane. Ho voluto fare questa premessa perché questo è l'impianto, l'elemento determinante e il fil rouge del nostro programma degli interventi triennale. Come sapete, entro la fine di questo mese, del mese di settembre, Veneto Agricoltura deve adottare questo documento che è stato presentato la settimana scorsa a Sasserami, una delle nostre aziende sperimentali dove facciamo molte attività, tutte molto interessanti. Le abbiamo presentate a diversi stakeholder dell'Agenzia, quelli che fanno parte del tavolo di concertazione. Quindi abbiamo risposto anche ad un impegno che la legge istitutiva di Veneto Agricoltura ci imponeva. Quali sono i temi generali di questo programma triennale? Si parlerà di sostenibilità, di condivisione e collaborazione, di rapporto pubblico-privato, i grandi temi del settore del primario, il rilancio delle attività dell'Istituto di Thiene, supporto alle fiere partecipate, relazioni con il mondo dell'agroalimentare, valorizzazione delle aree naturalistiche, efficientamento ed accentramento, digitalizzazione dell'Agenzia e, ultimo ma non ultimo in termini di importanza, la stabilizzazione dello smart working. Per quanto riguarda la sostenibilità, lo sviluppo e la realizzazione di progetti connessi alla sostenibilità. Totale adesione al progetto Green Deal e Farm to Fork, la coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e Veneto Sostenibile uguale, il progetto della Regione Veneto Sostenibile dovrà essere uguale a Veneto Agricoltura Sostenibile, cioè anche noi dobbiamo far parte, come abbiamo fatto parte e come faremo parte di questo progetto e dello sviluppo della sostenibilità in Veneto. Siamo uno degli attori più importanti della Regione in questo senso e quindi noi per primi dobbiamo aderire a questo progetto, ma non si tratta solo di aderire, si tratta anche di fare. Noi dobbiamo fare sostenibilità. Quindi Veneto Agricoltura, agenzia a impatto zero. Alcuni esempi. Stiamo valutando il parcheggio per la nostra sede di Legnaro, coperto anche con pannelli fotovoltaici per essere produttori di energia rinnovata, ricariche di auto elettriche e utilizzo di auto elettriche o auto a metano, l'utilizzo di fonti rinnovabili e teleriscaldamento in tutte le nostre sedi. Siamo attrezzati quasi dappertutto, ma non ancora ovunque, e dovremo fare degli altri investimenti in questo senso. Utilizzare materiale riciclabile e riciclato. Condivisione e collaborazione. Il progetto, così come è partito la settimana scorsa nel presentarlo agli stakeholder di Veneto Agricoltura, è proprio sotto questo aspetto, sotto questo capitolo. Quindi noi abbiamo chiesto alle 4 principali associazioni in agricoltura di poterci dare dei loro segnali, delle loro indicazioni su quello che secondo loro Veneto Agricoltura nel prossimo triennio vuole fare. Stiamo incrociando questi dati con i progetti che abbiamo effettivamente messo.
Ne stiamo mettendo degli altri e il progetto si concluderà nelle prossime ore, ma daremo moltissime risposte a quello che noi riteniamo, ma soprattutto quello che i nostri partner ritengono che Veneto Agricoltura debba fare, e questo è un momento di condivisione e collaborazione assolutamente molto importante. In più abbiamo istituito l'Osservatorio Economico Agroalimentare, quindi ci sarà una persona in Veneto Agricoltura che valuterà e cercherà di recuperare quei progetti importanti che sono stati fatti in Europa per trasferirli non solo all'interno di Veneto Agricoltura, ma anche all'interno del mondo del primario nel Veneto. Il rapporto tra pubblico e privato. Come sapete, una parte delle nostre aziende e centri funzionali all'attività di Veneto Agricoltura saranno dati in gestione, come tanti altri diamo in gestione, come le malghe per esempio. Li diamo in gestione perché riteniamo che l'attività principale da parte dell'agenzia sia terminata e quindi il privato potrà mettere a frutto quella che è stata la nostra sperimentazione, collaborare nel futuro certamente con Veneto Agricoltura per dei progetti che andremo a definire assieme e a portare avanti assieme. In particolare mi sto riferendo a Valdastico, mi sto riferendo a Viliago, a Bonello e l'ultimo bando di Pellestrina che è uscito nel mese scorso. Quindi sono 4 centri di riferimento, soprattutto ittici, ma anche Viliago, che è un centro agricolo, che vogliamo gestire in prima persona attraverso un concessionario, ma in collaborazione con questo concessionario. Quali sono i grandi temi del primario sul quale Veneto Agricoltura si vuole confrontare nel prossimo triennio? I temi sono principalmente 3. Parliamo di gestione dell'acqua, parliamo di sostanza organica e di gestione delle foreste. La gestione dell'acqua, quindi progetti per migliorare la qualità e la disponibilità, e l'osservatorio dell'innovazione che abbiamo nominato prima. Però l'acqua è un elemento fondamentale. Teniamo presente che noi abbiamo un grandissimo riferimento in questi termini a livello europeo, se non addirittura a livello mondiale, che è Valle Vecchia, è un'isola in mezzo al mare che non prende un litro d'acqua dal consorzio di bonifica, quindi è in grado di essere autosufficiente nei 377 ettari coltivati senza prendere un litro d'acqua dal consorzio. Questa è una dimostrazione che si può operare e si può lavorare anche in situazioni di ristrettezza di acqua. La sostanza organica. I nostri terreni stanno perdendo in maniera impressionante in riferimento anche solo a 50 o 100 anni fa, stanno perdendo sostanza organica, quindi quello che noi dobbiamo fare sono progetti che rimettano sostanza organica all'interno dei terreni e che li tornino a rendere ricchi, meno asciutti, meno duri. Uno su tutto è un progetto che a me piace moltissimo, che si chiama Carbon Plus, è un progetto che abbiamo già presentato in Europa, non è stato finanziato alla prima call, ma sicuramente ci torneremo e alla seconda o alla terza certamente porteremo a casa il finanziamento, ma malgrado questo ho chiesto ai miei colleghi di poterlo mettere nel nostro programma perché voglio che intanto si cominci a lavorare su questo progetto, indipendentemente dal fatto che possa essere finanziato, perché è troppo importante, è assolutamente troppo importante per la nostra agricoltura. La gestione delle foreste, quindi il progetto della foresta di Malgonera è un progetto molto importante, sperimentale nella gestione del post-vaia, la ristrutturazione e il potenziamento dei vivai in gestione, anche qua stiamo parlando di post-vaia, oltre ai nuovi progetti che la Regione ci ha passato, il finanziamento per Ridiamo il sorriso alla pianura padana, il rifinanziamento della legge 13, ci sono molti aspetti sui quali stiamo lavorando. I piani aggiornati di taglio che lo dobbiamo fare per tutte le nostre foreste, il primo che è partito con il nuovo orientamento è quello del Consiglio, abbiamo aumentato del 50% la ripresa, il che vuol dire che passiamo dal 40% della crescita del bosco, tagliare il 40% della crescita del bosco, a tagliare il 60% della ricrescita del bosco, ed è ancora poco. Pensate che
Paesi importanti di foreste come per esempio l'Austria taglia oltre il 90% della ricrescita del bosco. E la formazione degli uomini che lavorano in foresta, questo è un altro aspetto molto importante. Veneto Agricoltura con la Regione fa parte di un progetto For Italy che parla di formazione dei formatori per la sicurezza nelle nostre foreste. Il rilancio delle attività di competenza dell'Istituto di Thiene. Stiamo valutando la ripresa della tradizione della scuola dei casari, il consolidamento come punto di riferimento regionale per il settore agroalimentare attraverso le nostre due società controllate CSQA e Bioagro, l'innovazione delle attività di micropropagazione, sapete che è un progetto che abbiamo trasferito da Po di Tramontana a Thiene, e un maggior orientamento alla ricerca e sviluppo. Stiamo già facendo dei passi avanti in questo senso, altri ne dovremo certamente fare. Supporto alle fiere partecipate. Noi partecipiamo in maniera significativa, 2 fiere venete, una è la fiera di Verona e l'altra la fiera di Longarone, e quindi queste 2 fiere, per quanto riguarda i nostri aspetti, quelli legati al primario, all'agroalimentare, certamente Veneto Agricoltura non mancherà di dare il supporto alla fiera e la partecipazione alla fiera, non c'è dubbio. Abbiamo parlato di CSQA. CSQA è la nostra società nel settore della certificazione che ha molti progetti sia in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, sia con quelli che saranno gli obiettivi del Farm to Fork. Quindi la presenza di Veneto Agricoltura e la gestione nell'orientamento dei progetti sarà forte come è stata negli ultimi anni, lo sarà anche nel prossimo triennio, analogamente per quanto riguarda Bioagro. Sapete che è una società, anche questa controllata oltre il 90% da Veneto Agricoltura, ed è una società che è fondamentale nel settore lattiero-caseario, degli insaccati, dell'enologico, nella produzione e nella sperimentazione. Valorizzazione delle aree naturalistiche, ne abbiamo molte, ne abbiamo portate a casa altre anche con il SIF, e avremo bisogno di concentrarci e di fare rete tra tutte le nostre aree, soprattutto nella gestione, nella condivisione, ma anche nella promozione. Qui ci sono dei progetti certamente molto importanti sui quali Veneto Agricoltura nel prossimo triennio lavorerà in maniera molto intensa. Efficientamento e centralizzazione sono 2 temi dei quali mi avete già sentito parlare. Li faremo partire, certamente li dobbiamo far partire. Vuol dire che se noi abbiamo le competenze all'interno della sede centrale, queste competenze devono poter gestire le attività amministrative anche verso le sedi periferiche, e alcuni aspetti devono essere accentrati. Sto pensando per esempio al tema delle gare, sto pensando al tema delle assicurazioni, sto pensando al tema della gestione del patrimonio. Qui noi dobbiamo potenziare assolutamente questi settori della nostra sede centrale perché siano operativi per tutte le gare sopra i 40.000 euro, per la gestione omogenea del nostro patrimonio. È questa la strada verso cui noi vogliamo andare. Oltre al fatto che dobbiamo completare la nostra pianta organica. Una parte di questo abbiamo già iniziato a farlo, sapete che è già uscito e si sta completando un bando per le prime 5 posizioni, ma ne avremo successivamente un altro di 4 e successivamente un altro ancora di 4. Dobbiamo completare la famosa 157, la delibera del direttore 157 del 2017, dove avevamo fatto l'impostazione della nuova organizzazione, ma ci eravamo fermati a livello dirigenziale, dobbiamo completarla con gli aspetti subdirigenziali. In questo senso, entro la fine dell'anno voglio dare le direttive, perché chi sarà il nuovo commissario o direttore a gestire questa agenzia a partire dal 2021 dovrà avere già una strada che deve essere tracciata, questo assolutamente. Ultimo aspetto che riguarda il personale, quello della stabilizzazione dello smart working. Ne abbiamo parlato a lungo, vi ho ringraziato all'inizio per la vostra disponibilità e collaborazione.
lo dobbiamo stabilizzare, dobbiamo fare in modo che lo smart working diventi uno strumento di lavoro anche in ottica sostenibilità, anche in ottica sostenibilità sociale, quelli che sono i problemi delle famiglie, quelli che sono i problemi dei collaboratori di Veneto Agricoltura, per trovare una soluzione che possa essere accettabile con degli strumenti adeguati, e l'Agenzia certamente si dovrà strutturare in questo senso. Abbiamo già iniziato a lavorare in quest'ottica, dobbiamo fare i primi passi, seguendo anche quelle che sono le indicazioni della Regione, ma certamente questo aspetto di organizzazione di Veneto Agricoltura sarà molto presto completato. Adesso parliamo della digitalizzazione dell'Agenzia, il progetto Veneto Agricoltura 4.0, che è l'efficientamento della propria organizzazione interna. È un progetto che tocca a 360 gradi tutta l'Agenzia, la sede centrale e tutte le sedi periferiche, perché noi abbiamo bisogno di essere più smart, abbiamo bisogno di avere gli strumenti adeguati, abbiamo bisogno di essere formati per poter condividere le nostre esperienze, per poter condividere le nostre capacità e i nostri risultati. Stiamo pensando all'accesso in rete di tutte le nostre sedi, alcune di queste hanno delle grosse difficoltà, parlo per esempio di Valle Vecchia piuttosto che del Cansiglio, ma anche la stessa Po di Tramontana ha le sue difficoltà, non siamo riusciti a fare delle dirette, ma anche la sede centrale di Legnaro ha grossi problemi, non abbiamo il wifi, usciamo con difficoltà quando dobbiamo fare le dirette, insomma dobbiamo migliorare certamente quelle che è la connettività, dobbiamo migliorare gli strumenti, faremo degli investimenti certamente molto importanti e dovremo fare anche della formazione, perché la gente, i nostri tecnici devono sapere, se vogliono fare un tutorial, come questo tutorial può essere fatto e come questo tutorial può essere messo in rete. Quindi il progetto di digitalizzazione di Veneto Agricoltura, la cosiddetta Veneto Agricoltura 4.0, è un progetto che in parte è già partito, ma dovrà essere velocemente completato per riuscire ad ottenere tutti i risultati che noi ci siamo posti di ottenere. Ho finito nel presentarvi questo documento che sarà accessibile per tutti una volta che sarà adottato. È un passaggio molto importante, l'abbiamo fatto in maniera condivisa, l'ho fatto con tutti i miei collaboratori che mi hanno dato una mano e che ringrazio per la loro disponibilità e per la loro comprensione nella direzione che ho voluto dare. Grazie a tutti e buona giornata.